Andiamo a scrivere sul tablet. Ok. Sì, comunque siamo in live. Ok, allora, dai che abbiamo sti cacchio di playoff. Application. Allora, vediamo se abbiamo già qua, ancora no. Ok, il primo arrivato. Ciao bello, sono un attimo su Facebook con il tablet, quindi non posso rispondere se mi scrivi, comunque ti saluto già. Allora vai, Facebook, siamo in live. Ok, ci postiamolo anche sulla pagina del commend, quella non dei mi piace ma quella diciamo principale. Ai, ai, ai. Ok, eccolo qua. Salutiamo un attimo intanto Poleiman, grande Poleiman, Nicolò e Alberto. Ok. Ok, vi saluto ragazzi, intanto condividiamo facce buche, live, Cumendiano. Diana. Ok. Siamo in tre per il momento. È un orario un po' così, speriamo bene. Speriamo di riuscire a portare un po' di gente. Ciao Cumi, saluti, ciao Tibone. Aspetta, scrivo che siamo in live. Siamo in live. Ok. Ok. Andiamo sulla chat. Video caricati. Ok. Ragazzi, vedete tutto a posto? Audio a posto? Tutto regolare? Ai ai ai. Siamo in 7. Si tutto liscio. Oh, ciao Tibone, tutto ok? Perfetto. Adesso aspettiamo ragazzi, abbiamo i play off. Abbiamo.
Contro chi siamo? No, aspetta. Vediamo. Tanto andiamo avanti qua. Oh, ma quando partono i playoff? Hai visto il Milan come? Purtroppo sì. Ok, ma scusate, info sulla competition, i playoff, che comunque noi abbiamo davanti il Bologna, quindi solo se in realtà posso pareggiare la prima, anche pareggiarla, però la seconda, se vado in finale contro il Bologna, no, quindi col Bologna devo forza vincere, nella semifinale col Vicenza posso anche pareggiarla. Ok, 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 ok. Va bene. Va bene. Ma i playoff quando partono? Ciao Lorenzo, eccoli qua. Semifinali andata. Penso ci sono i gol in trasferta. Vediamo se ci sono i gol in trasferta. Questo non l'ho visto. Info competition. Playoff. Regolamento. Ok. Andiamo territorio. Tipi supplementari. Però forse sì, in trasferta ci devono essere, cazzo. Anzi, ve lo chiedo anche a voi, che Serie B la seguo poco ormai, e purtroppo il Venezia in C, o comunque Lega Pro. Ci sono i gol in trasferta nei playoff per la promozione? Ve lo chiedo, ragazzi. Siamo in pochini ancora per partire, però. Ai ai ai. Oggi ho dormito un po' troppo, sinceramente. Dopo i playoff penso di... cioè, dipende anche da come va, però mi piacerebbe cambiare squadra. Vediamo, insomma, vediamo anche le proposte che mi arrivano, sinceramente. Ta-ta-ra-ra-ra-ra. Quando gioca il Bari segna sempre Kuma gol, Kuma gol. Ai ai ai. Questi playoff. Ragazzi, se potete guardare su Wikipedia se ci sono i gol in trasferta o se nel gioco ci sono i gol in trasferta per i playoff, è importante capire questo. Come i gol in trasferta non contano, ok. Allora, vabbè, insomma. Grazie comunque Marco Di Nunzio. Siamo in 10 per il momento. È un orario un po' balordo. Domenica. Vediamo. Ciao, The Dust 87. Come il Milan le ha prese. Cosa avevo detto però al pronostico di venerdì? Di giovedì, adesso non mi ricordo quando. Giovedì o venerdì. Che c'era la sconfitta per 3-1, lo sapevo, era chiaro. Ciao Luca Mancini. Dai cazzo, voglio portare il Bari in Serie A, ce lo meritiamo. La migliore in classifica, sì, dai, quindi col Vicenza possiamo anche pareggiare nelle doppie sfida. Se passa il Bologna con la Ternana, no. Tensione altissima per questi playoff Serie B. La tensione sarà... Vabbè, ma comunque la Juve ci ha surclassato, ragazzi, siamo schifosi, c'è poco da dire. Vediamo Andrea, vediamo anche in quanti siamo perché, come si dice, volevo che tutti devono avere la possibilità di vedere i playoff, però ho paura che l'ora sia un po', io stasera non è che posso starci tanto, nel senso ho cominciato adesso proprio perché, proprio per non fare le 11 così. Quanto dura il live non lo so, Lorenzo Vacket, grande Lorenzo. Ciao Capitano Rosmarino, ciao Marco Canali.
e che purtroppo non so neanche come fare per contattare altra gente. Io ho messo su Facebook tutto. Ciao, ciao Manuel Costantin, ciao amici di FIFA 15. Parapapero, però, papapà. Ciao Enrico Beltrame. Paparapero. Speriamo, Capitan Rosmarino, speriamo. Capitan Rosmarino mi piace. Mi piace Capitan Rosmarino. Siamo in 13 ancora. Manda le notifiche tipo Eurosport. Ciao Portina. El Portinau 99. Siamo in 13, oh, ma che palle. Oh, dai che cominciamo a salire. Dai che voglio partire, ragazzi, ho una voglia di giocare. Ciao Super Gamer. Me lo farò io, perché ragazzi domani si parte con Football Manager, dopo farò un video offline, penso di partire dal Wolfsburg, però voglio capire un po' se ci sono gli acquisti, quello è il discorso, se riesco a trovare un editor per fare gli acquisti, cioè con Shurle, tutto quanto, e penso dopo metterò qualche soldino in più e forse solo un giocatore per partire diciamo con qualcosa e poi chiaramente senza aiuti. Ciao di far così. Ok, Capitan Rosmarino, ok. Ciao Paolo Manetti. Siamo in 20 ragazzi, tra pochissimo si parte. La 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 la. Ta, ta, ta. Ciao Mark Tutto Games. A me mi dà 20 qua il live del tubo. 21 adesso. Dai che tra poco si parte per questa prima partita, questa andata delle semifinali dei playoff di Serie B. Dal Romeo Menti Vicenza Calcio FC Bari per un mercoledì da Leoni. No, in Serie B non lo so. Ciao Beltoso. Adesso me ne dà 19, abbiamo restato almeno sui 25, 20, adesso me ne dà 22, vedi gli aggiornamenti sono un po' così. Aggiornamenti un po' bizzarri. Volevo almeno consolidare i 20 per capire anche se c'è anche lo zoccolo duro, perché giustamente voglio anche dare la possibilità allo zoccolo duro di seguire i playoff. E partiamo. La tensione è sempre più alta, ragazzi. Tanto andiamo a vedere un po'. Vediamo database, info competizioni. Vediamo chi ha vinto invece le coppe nazionali. Allora, l'FA Cup. Ciao, VR3Dix. Vediamo chi ha vinto l'FA Cup. La Manchester City. La Team Cup l'ha vinta il Milan, l'abbiamo già visto. In Espana la Coppa del Rey. Ciao Massimo De Kill. L'ha vinta il Real de Madrid. In Francia la Coupe de Ligue. L'ha vinta il PSG. In Olanda la KNV Beker l'ha vinta. Ciao Alessandro Zarbo. L'ha vinta il PSV. Poche sorprese da parte in Champions. La Fiorentina che è in finale, pazzesco. Qua ha vinto. Oh, grandissimo, grande Boavista, una delle mie squadre preferite della serie portoghese. E la Pokal l'ha vinta, per me il Borussia l'ha vinta, no, il Bayern Monaco. Ok, saluto tutti. Dai che partiamo. Ok, vediamo la Champions. Vediamo se l'ha vinta. Ok, l'ha vinta il Barcellona ai tempi supplementari, quindi Barcellona campione d'Europa. L'Europa League invece mi sembra che l'ha vinta il Lyon, cazzo l'ha vinta? No, il Manchester United, quindi sarà Manchester United Barça, bella, 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 bella. Ciao Riccardo Matteoda, Supex Galaxy si scarica, questo di Shurley è un bel acquisto.
Vai ragazzi, partiamo dai, partiamo. Primo match. Eccola qua ragazzi, il Kumendone è pronto. Non sono con le scarpe della Nike Adidas perché sono il primo anno e non ho ancora sponsor incredibili. Presto, scarpette nuove. No, non sono su Xbox ma sono su PC. Semifinale d'andata. Dai ragazzi, si parte fioi. Attenzione subito veneziano. Dai ragazzi, veneziano. No, no, ma non ci credo. Subito partenza di merda. I match di playoff sono, penso, andata e ritorno, sia semifinale che finale teoricamente. Ma adesso concentrazione. Ci giochiamo tutto, ci giochiamo. Vai la Lazio, vediamo un po'. Buono. Dai Bari, cazzo, dai Bari. Bravo Kume, Kume bellissima sponda. Dai Volsky veneziano, adesso è la coppia della vita, la coppia della che si porta in Serie A. Che ce la meritiamo, cazzo. Siamo in 32, vai che si sale, vai che si sale. Veneziano, ale, ale. Veneziano, ale, ale. Noi vogliamo la Serie A. Ciao Antonio, eccoli qua che stanno arrivando. Sta arrivando tutto lo zoccolo duro. No, le zoccole dure, eh. Sì, playoff ragazzi, gara d'andata. Al Romeo Menti. Attenzione Moretti. Attenzione subito il Vicenza. Entra in area Moretti. Molto bravi. Fuori gioco. Ciao Massimo Rachille. Oh, è arrivato anche Eli. Ciao Eli. Dai cazzo, vogliamo la Serie A. Adesso sì che è importante, raga. Adesso sì che è importante. Non ci arriva purtroppo il Kume. Ciao Franci LOL. Stanno arrivando ragazzi. Sta arrivando tutto lo zoccolo duro. Occhio. No, ma non è fallo però. Ma per cortesia. Sì, Franci, Leli, Henibus che per adesso non c'è, però Antonio, Paul Heyman. Cioè, sono proprio lo zoccolo duro di questa serie. Il problema è che non riusciamo a fare un cazzo. Primi minuti veramente brutti, d'altronde la tensione è anche alta, ragazzi. Però quel gol all'ultimo secondo. Attenzione, Cocco, entrò in odio, no, Cocco, fuori. Ciao Milan tutta la vita. Oddio Eli, mi dispiace per il tuo 39 e 1 di febbre. Attenzione però, stiamo giocando bene, non stiamo per niente giocando bene. Meglio il Vicenza in queste prime 34 minuti. Ricordo che può bastare anche un pareggio per andare, tra le gare di andata e ritorno, può bastare un pareggio per andare ai playoff. Cioè per andare in finale, scusate. Il live è iniziato da pochissimo, proprio da la prima partita. Veneziano, profondità per Volsky, bellissimo Volsky, dai! Volsky non ci arriva, peccato. Dai fioi, siamo in 37, stiamo salendo, Beppe. Dai ragazzi. Ma dai, ma che cos'è? Ma cos'è? Ah, madonnina del signor. Ciao Sharawi. Vediamo di fare una serie contro gli iscritti perché, cioè, dovrei farla su FIFA, penso, su PES, la vedo dura. Il tuo cliente Brock Lesnar è troppo forte.
Ma c'è grande Frenzy. Che sfiga, sì, purtroppo sì. Dai, Fioi, sveglia però. Attenzione il Cume. Il Cume entra. Fallo! Beh, ma che cazzo però, questo è fallaccio puro, bravo, Cume si guadagna un bellissimo fallo, grande. Bravo Cume, 40 siamo. Dai, mettimela dentro, punizione capolavoro alla Pirlo, ti prego. Attenzione, fuori di niente, ma non ci credo. Ma non ci credo, fuori di niente. Dai, l'incornata della vita. L'incornato, sì. Bruttissimo angolo. Veneziano entra in area, il come gol! Miracolo del portiere. Mamma mia, miracolo del portiere, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Mettila bene. Il cubo di testa ma ancora sti angoli. Al volo! Sta succedendo di tutto, stiamo giocando bene però. Dai che stiamo tornando. Però era gol quello, era gol. Ah, che passaggio della minchia proprio. Ciao Gabriele Calabrese. Ma porca miseria, però poteva essere il primo gol. Attenzione Cocco. Speriamo di non pagare questi errori. Occhio, entrare Vicenza, non meritano di segnare adesso, ti prego, no. Dai però, Urso entra in area, Urso, fuori di niente, mamma mia, ciao Mario Pianese, ciao Pianese. Ciao Alex Ferr. Bisogno della sponda, boh, è bellissima, ma Folschino dorme, attenzione Veneziano, non ci arriva per poco. È una gara d'andata molto difficile. Sì, trattative, comincia anche la nuova stagione, bisogna capire con chi però. Non ci siamo, Beppe, non ci siamo. Attenzione il speed, ai Rugasa, gol del Vicenza, incredibile, ai. Il Vicenza va in vantaggio. Ragusa porta in vantaggio il Vicenza. E adesso diventa tutto più difficile. Qua si rischia di non andare in Serie A, una beffa atroce. Ciao Andrea. Porca troia, sì ragazzi. Dai Fioi, dai. Buttala su. Il Romeo Menti è una bolgia, ragazzi. Il Menti è una bolgia. Veneziano, una forza da disperazione. Ma vaffanculo. Non ci siamo, raga, non ci siamo. La vedo grigia. Attenzione, il Vicenza esce sull'area dell'entusiasmo, i tifosi stanno urlando, fischiano Veneziano perché sanno che è di Venezia e tra Vicenza e Venezia non c'è proprio l'amore, incredibile. 77esimo, brutto l'1-0, Grazie Marco Canali. Fallo, ma dove? Ma per cortesia, il furto del Romeo Menti, ragazzi, il furto del Romeo Menti. Aia, Ragusa c'è il 2-0. Mamma mia, il portiere ci tiene in partita. Il portierone ci tiene ancora in partita. Ma abbiamo rischiato veramente il tracollo. Tracollo puro, ragazzi. Pensate che potevo vincere il campionato. Sono andato addirittura ai playoff e stiamo rischiando di uscire. Ottantunesimo, siamo in 42 ragazzi. Andata a Vicenza, Bari, perdiamo 1-0. La Serie A si allontana di brutto. Non riusciamo neanche più a prenderla. Il portiere ci ha salvato dalla catastrofe, dalle ecatombe.
86esimo, l'andata se ne sta andando in maniera molto pesante purtroppo. Male, male, male ragazzi. Dai però sveglia raga, sveglia però. Attenzione ancora Vicenza, stavolta ancora il miracolo, ancora, Dio ci vuole bene, il Dio del calcio ci vuole bene, e proviamo la beffa, e proviamo la beffa, palo clamoroso ancora, il portiere si salva, ti prego la beffa, ti prego la beffa, ti prego la beffa, c'è il miracolo, cazzo, potevo andare avanti però, va bene, dai, è andata anche bene alla fine, un palo scandaloso, no! Mamma mia, finisce 1-0 ma poteva andare molto molto peggio. Grazie portiere. Grazie portiere che ci ha salvato dalla catastrofe. Col 2-0 eravamo fuori. Mamma mia, adesso c'è il ritorno. Nel ritorno dobbiamo assolutamente fare tutto. È andato il Bologna, vince 3-0 il Bologna in finale ormai. Il Bologna è ipotecato ragazzi. Il Bologna ipoteca il Bologna. Come mi saluti? Ciao Giuseppe Casella. Ritorno è qua ragazzi, dentro o fuori, c'è poco da dire. Allora vediamo un attimo una cosa, volevo vedere un attimo una cosa, no niente, ok, vai. Quando dura il live non lo so, comunque abbastanza insomma, dai, almeno fino alle 8:15 sicuro, poi vediamo. Vai, ciao Just Samz. Siamo in 45 ragazzi, adesso c'è il ritorno, o dentro o fuori. Dobbiamo almeno fare un gol, e con il pareggio passiamo noi. Vai, e si comincia, San Nicola tutto esaurito. Il San Nicola è tutto esaurito ragazzi, vogliamo la prestazione della vita. Veneziano ha detto o oggi o mai più. Qua si vede se siamo dei gran giocatori e se meritiamo la Serie A. Attenzione, lunghissima, lunghissima, purissima anche. E anche un po' levissima. No, sì, Eli, sono fierissimo dei miei iscritti, sono grandi. Grazie iscritti, grazie. Però dobbiamo vincere però. Attenzione Lores. Dai ragazzi, in questo momento il Vicenza è in finale. Grazie Paolo. Attenzione il Cube non ci arriva per un niente. Ciao Mister Filo Games. Siamo già al decimo. Il Vicenza voleva sicuramente speculare sul risultato. Muraglia vicentina. Attenzione ancora per Veneziani, profondità, ma se giochiamo così non facciamo niente raga. L'inglese commendiano è spettacolare. Oddio Giacomelli, il Vicenza entra in area, il Vicenza c'è ragazzi, il Vicenza c'è, Giacomelli, fuori. Il dio del calcio ci sta graziando ragazzi. Gio Giovanni speriamo. Però il Cume sembra atteso. Ci vorrebbe veramente un miracolo, perché vedo che la squadra non c'è. Purtroppo, Vabbè, stiamo calmi, abbiamo visto anche in questa stagione spettacolare a livello di emozioni che puoi segnare anche al 90esimo. Devo tenermi qua perché sono già stanco, cazzo. Che playoff. Fioi, pressiamoli però. Ragazzi, possiamo pressarli? Non pressiamo niente. Guarda che ragazzi devo fare almeno un gol, Fioi. Questa è la seconda, l'andata persa 1-0 della semifinale. Attenzione Lores, il Vicenza fa quel che vuole. Ancora fuori. Fa Juve Inter.
Non posso perché sono in carriera e mi dispiace. Poi comunque insomma non potrei mai giocare con l'Inter da buon milanista, insomma. Ok, veneziano. Veneziano sbaglia ancora. Malissimo, partita orrenda, 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 orrenda. Stiamo giocando malissimo. 50 intanto. Ricordo perché secondo te adesso l'andata persa 1-0 al Romeo Menti. Dovevamo almeno pareggiarla per andare in finale. Se no siamo fuori da tutto. Siamo fuori da tutto. Veneziano sponda. Regolare per fortuna. Attenzione il Cume. Va a cagare. Un passaggio giusto chiedo. Un'azione, una possibilità. Oh, sveglia però adesso. Perché mi stanno girando le palle. Come ne sta lamentando anche con l'allenatore, chiede un po' di grinta. L'allenatore dice come pensa a giocare. Sì, pensa a giocare un cazzo. Voglio andare in Serie A, porca mignotta. Scusate i francesismi. Ancora. Oh, ma fiore, ma. Vabbè, non dobbiamo andare in Serie A. Brutto fallo anche. L'arbitro lascia correre. Franci, guarda. Vuoi mandare la maglia del Milan? Quella gialla, quella è bella. Quella gialla, quella invece perché quella rossonera fa cagare con quel logo di merda. Cioè, quella gialla è carina. Attenzione, Giacomelli, Giacomelli, Giacomelli. Fuori. Sono molto deluso, però stiamo giocando veramente male. Stiamo giocando veramente, veramente male. Primo tempo se ne va così, siamo già stanchi, proprio disastrus più totales. Finisce 0-0 il primo tempo. Don't not parole, veramente. Il Bari è vicino all'eliminazione alla semifinale dai playoff dopo un quarto posto così. Dobbiamo gettare veramente il cuore oltre l'ostacolo. Ma non c'è proprio grinta, non vedo la passione, ragazzi. Niente da fare, sta dominando il Vicenza proprio, dominio totale. Stiamo buttando via i playoff così, senza neanche giocarli praticamente. Attenzione al Vicenza, attenzione a Lores. Attenzione a Lores, Cocco, ancora rischiamo, ci sta salvando il portiere. No, se pareggiamo sì, ma dobbiamo fare il gol però. Che non vuole arrivare, no, sbagliamo tutto ragazzi. Stiamo sbagliando tutto. Dai Fioi, dai, crediamoci, niente. Il Vicenza sembra veramente la più grande squadra del calcio, Fioi. Corri. Bravissimo, ma non sempre alta però. Veneziano, tiro fuori di niente, Cristo! Sì, grande Atletico 4-0 sul Real, esce Folski, disastroso anche Folski. Grazie Eli, buon live e recupera, ciao. Attenzione al veneziano per poco. Siamo quasi fuori ragazzi, siamo quasi fuori, bella sponda qua del Cume. Il Bari prova a distendersi. Ma se giochiamo così, 70esimo, 20 minuti. Cume sponda molto positiva. Il Cume entra in aria di sinistra, non ci credo, l'ha presa. L'occasione era arrivata. Non è destino andare in Serie A col Bari allora. Il destino è contro Veneziano purtroppo. Grazie Alessandro Zarbo che mi vuole bene, però siamo fuori.
delle possibilità di andare in Serie A. Pazzesco. Sponda comendiana errata. Il Cume la recupera. Il Cume la recupera di... Veneziano, missile che è fuori. È fuori, niente da fare. Basta ragazzi, vuol dire proprio che non devi passare. Quando succede questo vuol dire proprio che non devi passare. Il calcio è anche questo purtroppo. Niente da fare. 88esimo. Finisce qua ragazzi l'avventura con il Bari. Adesso vediamo cosa fare. Il Cume disperato ha avuto 2 occasioni d'oro sprecate. 3 di recupero. Moretti per il baratro. Lanciamola su e speriamo e preghiamo. Veneziano. Cosa fa il Cume? E c'è il gol alla fine, pazzesco, all'ultimo istante. Cosa ho messo? All'ultimo secondo, possibile. All'ultimo secondo, all'ultimo istante, che carriera, all'ultimo secondo, il Cume salta tutti, è un missile fuori area, ed è gol, ma cosa ha fatto il Cubertone? Questo è un fenomeno, stiamo attenti adesso, si va ai supplementari, mamma mia, cosa ha fatto il Cume all'ultimo? Inizio supplementare, adesso dobbiamo tenere duro adesso, gol al 90esimo. Questo live entrerà sì nella storia, incredibile cosa ha fatto il Cume. Adesso dobbiamo solo tenere mezz'ora, dobbiamo tenere per mezz'ora, fioi. Vi prego. Siamo ancora in partita, cosa ho fatto? Questo è un Eurogol, madonna, una roba incredibile. Una cosa che non ha senso, ma è successa. È già il terzo gol al 90esimo, clamoroso. Pazzesco, qualcuno mi vuole bene lassù. Il dio del calcio mi vuole bene. Adesso dobbiamo difendere tutti ragazzi, assolutamente. Lores, no, c'è il gol del Vicenza. Il Vicenza trova il gol. Porca puttana, Maritato ci riporta sulla terra. Troppo bello per essere vero. Basta ancora un gol, ma adesso è dura. Adesso è dura, sì. Attenzione! Il Cume traversa! Poteva essere il pareggio! Il Cume la schiaccia ancora fuori. In the box. Niente da fare. Non ci credo. Non finisce più questa partita. Peccato, finisce il primo tempo. Ci ha regalato un sogno il Commendone con un gol a dir poco magistrale. Ho preso anche la traversa di testa. Calcio è proprio strano però, Pazzesco, guarda che la meritavo io, pazzesco. Un tiro mi hanno fatto. Che ingiustizia, mamma mia. Che ingiustizia.
Veneziano, è troppo lunga, siamo tutti stanchi. È il momento della verità, sì. (112esimo). Una palla mi basta, una palla. Vai Veneziano, sponda. Sbagliato. 116esimo. Basta, fanno melina, che schifo, come siamo usciti. Come siamo, non ho parole. Ultima chance, no, non ci credo, neanche recupero. Finisce qua, il Bari va fuori dalla playoff, pazzesco. Siamo fuori ragazzi, siamo fuori. Peccato perché meritavamo di più. Meritavamo di più, siamo usciti per un gol beffardo. Peccato ragazzi, peccato. E iniziano le trattative. Notizie di calciomercato. Niente di che. E adesso vediamo. Ciao Tommaso. E adesso vediamo un po' il mercato. Ciao Mr. Pagan. Adesso comincia un'altra avventura. Ha ricevuto un'offerta? Ah, ok, però aspettiamo. Fuori a testa alta, sì, trattative. Elenco offerte, c'è solo il Berry. Richiesta di trasferimento. Vediamo la Serie A. Però devo puntare a una squadra media perché non posso pretendere. Ciao The Hamstyle. Dove potremo andare? Devi stare ancora in Serie A prima di fare esperienze all'estero. Cosa potremo fare? Non big, chiaramente, non subito big. Potrei provare la Sampdoria di Ferrero in realtà e divertirmi col presidente. Con il big Ferrero. Provo a fare una richiesta alla Sampdoria, ragazzi. Che dite? Andiamo da Ferrero? Andiamo dal Ferri? Che comunque come attaccante, insomma, è vero, Okaka, però secondo me posso prendere il posto, ragazzi. Cosa dite? Fiorentina mi sembra più forte, cioè nel senso, comunque Mario Gomez, cioè ho un doppione mio. Fiorentina c'ha Gomez, c'è poco da fare. Verona Toni e la Lazio a Close, Fiori, cioè sono due attaccanti simili. Ferrero. Palermo, è Palermo anche. Ecco che il Palermo. Allora, proviamo, si possono fare due, vediamo. Sampdoria. Aspetta, vediamo la Sampdoria come è messa. Statistiche stagione. È arrivata 14esima è arrivata. Vediamo il Palermo. Il Palermo. Può andare anche in Sicilia da 15esima. Porca puttana. Cioè, due squadre simili. Chievo Verona no, non ho voglia. Di Napoli troppo forte. Udinese non mi convince. Proviamo Napoli o Sampdoria. Dai, proviamo tutte e due, vediamo. Contratto. Ok. Ah, cazzo. Ok, dobbiamo attendere risposta. Vabbè, vediamo. Avanzamento. Vediamo la Sampdoria che mi dice e poi proviamo anche il Palermo. Udinese o Palermo, ragazzi? Siamo là. No, Parma, no, te prego. Lazio troppo forte. Oh, sono anche in nazionale, bene. Adesso vediamo un attimo se mi rispondono. Ecco, la trattativa in corso, ok. No, sto in Italia per il momento, aspetto ancora. Giorno delle trattative.
Vediamo un attimo. Ho ricevuto ancora. Niente, Mihailovic il porco non mi risponde. E che c'ho Ferrero mi ispira tanto. Ferrero l'idolo, fioi. Il mercato sta impazzando, fioi. E vai al Madrid. Aggiornamento classifica club. Il primo è il Bayern Monaco. Classifica campionati. Oh, la Serie A è salita, godo. La Bundesliga è scesa, godo, godo. Allora la Samp, vediamo. Allora, mi danno 2 milioni e 200 contratto di un anno. Ok, a sto punto. Schema di gioco, vediamo. Ok, giocano con Berghesio, Manolo ed Ero, ok. Ciao Massimo Zunino. Ragazzi, io voglio Mihailovic e voglio Ferrero perché secondo me mi può dare una buona spinta. Ragazzi, se sbaglio pazienza, però ciao Bomber 21. Ma per quest'anno voglio puntare alla Sampdoria perché secondo me Mihailovic è l'allenatore giusto per uno con la mia per il mio carattere, secondo me è uno come 80 addirittura, cavolo, può essere l'uomo giusto per portarmi a diventare un campione. Ma aspettiamo per i top club, voglio come si dice, fare le cose un po' più normali, ecco, facciamo un anno in Serie A con una squadra così e dopo andiamo nelle big, chiaramente. Ok, Sampdoria. Perfetto, 2 milioni di euro e andiamo a puttane adesso. No, ragazzi, ho già spiegato il primo anno in Serie A, voglio comunque fare esperienza prima di andare in una big, perché così prende tutto un po' più reale, diciamo. Ok, si apre un nuovo capitolo della mia carriera. Cazzo, no! C'è lo stadio! Oh! C'è lo stadio, ragazzi! Beh, allora ho fatto bene, Fiori. C'è il Ferrari, se non è che me ne ero accorto. Ciao, ragazzi, ciao proprio. Italia, Costa d'Avorio. Oh, abbiamo un amichevole, dai. Abbiamo la seconda partita in nazionale. Mihailovic però sarà anche ex Inter, ma Mihailovic è un grande, cazzo, due coglioni così. Andiamo a fare Italia, Costa d'Avorio. Ok, Italy, Ivory Coast. Buono, sono molto soddisfatto della mia scelta, sono proprio soddisfatto della Sampdoria perché può essere faccio un anno solo, quali sicuramente, e poi posso andare in una big. Adesso vediamo qua in nazionale cosa riusciamo a fare. Questa è amichevole. Con il nostro Sinisa Mihailovic. Andiamo contro la Costa d'Avorio, cosa succede? Gervinho. Abbiamo perso la prima col Portogallo in amichevole. Siamo a 83 mi sembra. O 63, boh, non capisco quanti siamo. Siamo a 83, il nostro nuovo record, eh? Veneziano. Veneziano. Il Cumendone e Ferrero che copre. Ci sarà anche una nuova immagine di anteprima, ragazzi. Gervinho, l'uomo dei capelli strani, Gervinho. Oh, Perina abbiamo. Fa esperimenti. Vediamo un attimo la sua formazione. Perin, Chiellini in difesa c'è, Marchisio, Candreva, Insigne. Non capisco sto attacco con Candreva e Insigne. Non è l'esordio della seconda partita in amichevole con l'Italia, la prima l'ha fatta col Portogallo, persa 1-0. Veneziano, bellissimo. Vai che può andare l'Italia, Veneziano, molto contento della nuova esperienza alla Samp. Ferrera ha già detto con Veneziano possiamo arrivare tranquillamente in Europa League. Ciao Lorenzo. Adesso devo cambiare anche un po' l'allenamento. PEX Galaxy uso come patch. Dopo c'è ragazzi, dopo la Samp, che vediamo perché ecco, riesce a portare la Sampdoria in Europa League o in Champions League, ma sarebbe bello fare un altro anno. Tanto
con i live posso fare anche 20 stagioni, quindi non ho problemi, ragazzi, perché gioco 10 partite, 15 a video, quindi facciamo tanto prima. E fare qualche anno al Milan, riportare il Milan ai fasti mi piacerebbe, anche se il Milan in realtà è campione d'Italia, perché ha vinto, ha vinto Coppa Italia e campionato nel gioco. Veneziano in profondità per Insigne. Abbiamo anche il Ferrari, scazzo, pazzesco. Veneziano, bellissimo, bellissimo. Vai Insigne, tira! E Insigne! Fuori di niente. Ciao Tommaso De Martini, mi saluti, ciao. Camilla Amoroso, Simone, perché sarà la cosa della sorella. La prestazione del Milan ieri, ma perché? Ha giocato ieri il Milan? Ha giocato? Capito se ha giocato il Milan. Siamo a 70, siamo arrivati a 80 comunque, mamma mia. Grande, grande. Sembri un Niero. Attenzione, bellissimo passaggio per Insigne. Insigne! No, perché giochiamo con Insigne? Ciao Brandon Perea. Ciao Congo Gamer. In nazionale è dura, però. Adesso vediamo come andiamo con la prima di Serie A. Ciao Pro Assassin 02. Non vedo l'ora di affrontare l'Inter, ragazzi. Questo è il mio obiettivo, affrontare l'Internazionale. Devo segnare all'Inter che l'ho promesso a Icardi e a Osvaldo. Ah, erroraccio. Ciao Killer Camper. Attenzione Drogba. Attenzione Veneziano. Ah, peccato. Renato, Sciamana, ti saluto. La nazionale è veramente durissima, perché ha una squadra, fioi. Il Bari comunque ha ringraziato tantissimo. Attenzione, Costa Lavorio. Il Bari in un comunicato stampa ha ringraziato tantissimo Veneziano. Ha detto Veneziano è stato un grande, ha fatto di tutto per portarci in Serie A. La colpa è di quel porco di Mangia. Sono stato fortunato nel pack opening, sì, Bakim. Ciao Matteo. Ah, Dio mio. Adesso comincia una nuova avventura in Serie A. Speriamo bene. Adesso cambio un po' anche gli allenamenti, che ho messo tanto in velocità. Però attenzione Drogba, fa quello che vuole a Costa d'Avorio fuori, però veramente abbiamo una nazionale vergognosa. Mamma mia, come falli neri, ma sono già neri, quello è il problema. Ciao Davidinho dos Santos, ti saluto, veneziano di testa. Ciao Manuel Costantin. Non lo so se Conte se ne va, però sta convocando le merde, cazzo, qua nel gioco, perché qua siamo nella carriera cumendiana, ragazzi. La carriera cumendiana. Veneziano, sponda, sbagliatissima, Drogba. Peri non ce la fa. Ciao The Ham Style, ti ho salutato, Sì, l'ho visto, Atletico Real. Che beffa però, che beffa. Se penso ancora al Bari. Attenzione alla Costa d'Avorio! Stiamo giocando malissimo, L'Italia proprio non per quello mi convoca l'Italia. Quando arriverà il primo gol in nazionale chi lo sa. Veneziano la dà in profondità per Candreva. Ma con Candreva Insigne non puoi fare niente, cioè c'è poco da fare. Grazie Douglas Maicon. Ciao Michele Magon. Mi ricordo sì, Milan-Inter 6-0 con il mio Shevchenchino. Mamma mia che nazionale che abbiamo, ragazzi, in queste amichevoli. Attenzione Aurier. Drogba. Quest'Italia non c'è però.
Veneziano, eccolo qua lo schema per il Cume, ma dai, madonna. Conte è veramente preoccupato, vedo in Italia Scialba, è disastrosa. Sì, sì, ci sono andato in Serie A. No, no, Paolo Manenti, queste cose non le puoi scrivere, eh. Non le puoi scrivere, Scialba è il più grande di tutti, figli. Calcio, no, rimesso, ma com'è. Mamma mia, oh, ma cazzo abbiamo il Sharawi in panchina. No, fiori, ma è vergognoso. Conte si fa le pippe, Conte, cioè veramente. Attenzione, Veneziano, 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 Veneziano entra in aria. Il Cubo entra in aria di sinistro, il Cubo è fuori. Peccato. Sì, lo so, Paolo, lo so. Entra Montolivo per Aquilani, mamma mia, che nazionale che abbiamo. Dai ragazzi, dai. Nazionale è veramente dura questa squadra qua, eh. Cosa ne penso di Kovacic? Può essere veramente un bel talento, ma non è valorizzato da quest'Inter, nel senso l'Inter ha bisogno proprio di rifondare la squadra come il Milan, c'è poco da fare. Il Milan è finita purtroppo. Come sbaglia. Ciao Gabri Squido. Siamo usciti dai playoff, siamo usciti in semifinale con un gol al 90esimo, clamoroso mio, ma non è bastato. Adesso abbiamo cambiato squadra, siamo con la Samp in Serie A. Ciao Gabri Sigudo. Ti risaluto. Grande veneziano. Ma con l'Italia lei è un disastro. Con l'Italia lei è un disastro. Che brutta nazionale che abbiamo, mamma mia. Finisce 0-0, partita tristissima, Drogba. Didier. Oh, ciao Didier. Didier. Beh, veneziano. Veneziano se ne va. Il Cume se ne va, il Cume se ne va. Lui è il maestro dei gol al 90esimo. Il Cume salta tutti di fisico. Il Cume. Boom. Porca miseria. El Bomber. Finisce qua. Sì, Alessandro. Magazzo. Niente, 0-0. Che brutta. L'ultima volta allo stadio, Milan-Inter. 1-0 gol di Milito. Porca troia. Che magari si vince lo scudetto una squadra media. Niente, nazionale, lei è un disastro. Ok, e si parte. Giorno delle trattative. Ma io ormai sono già alla Sampdoria, allo stadio Ferraris. Ai ai ai. Ciao Tommaso De Martini. Italia-Brasile. Abbiamo un'altra amichevole internazionale. E sotto Venezia con Venezia, sì, due partite ho visto, non tante però. Allora, Italia-Brasile. Saluta Luca Niero. Ciao Luca Niero. Italia-Brasile, altra amichevole internazionale. Esperimenti per il CT che ha messo altra gente, mi sembra. Maggio in Sin. Madonna, che squadra che abbiamo. Vediamo se riusciamo a fare il gol alla terza partita. 26, 27, tra pochi giorni, mercoledì ne faccio 27. Neymar Junior. Ciao Salvatore Ferraro. No, che cazzo di roba è? Attenzione Peri. Mamma mia che Italia. Mamma mia che brutta Italia, ragazzi. Sì, Ferrari è un mito, Fiori. Ferrari è un mito. Per quello sono andato là.
Nazionale disastrosa, nazionale realmente disastroso. Sì, ma Stur potrebbe debuttare comunque, anch'io lo condivido. Proviamo almeno. Neymar, Oscar. Mamma mia che imbarcata che rischiamo di prendere. Come un problemino in live, cosa succede? Ma la Conte è veramente finito, eh. Il nazionale è un disastro, eh. Va bene il live comunque, ragazzi. Povera Italia. Oh, Pirlo neanche. Si vede. Si vede benissimo, ok. Ricaricate se si vede male, ragazzi. Oscar. Mamma mia che Kume, ragazzi. Povero Kume. Il Kume recupera una bella palla. Fuori gioco. Non è fuori gioco, cazzo, so essere l'ultimo. Mi recupera Dante. Grazie a me non dà problemi. Provate a riavviare, magari è quello. Veneziano. Un erroraccio. Sì, playoff già fatti, purtroppo persi con il consiglio di riguardarli perché nel ritorno abbiamo fatto 1-0 per il Vicenza all'andata, 1-1 al ritorno, all'andata ha fatto un 1-0, al 90esimo che eravamo fuori, dopo purtroppo i supplementari l'ho pagata. Vi consiglio di vedere quel gol che è stato mostruoso. Veneziano, forse prima occasione per il Kume, Veneziano, e che recupero di Dante. Bruttissimo angolo, mamma mia. E il Kume la recupera. Ma bellissima questa azione, finalmente! Oh, la pareggio dell'Italia, grandissima azione, mamma mia che grande azione dell'Italia. E Marchisio, il principino, trova il gol, mamma mia, finalmente, oh. Grande Marchisio. Però come deve segnare, cazzo, se no qua Conte non mi convoca più, mi convoca solo per le amichevoli. Ah, Dio mio. Veneziano, ale. E FIFA per l'online, anche se sto online è fatto un po' cagare perché è troppo momentum, e PES sicuramente per l'offline perché la diventa un mito di PES, la più bella di tutte, cazzo, c'è poco da fare. Però con le patch, che senza patch il gioco non può esistere. Neymar. Occhio al Neymar bellissimo, meno male. Ti saluto, ancora Perin è più scandaloso degli altri, cazzo. Adriano, gol, ma va a cagare. Ciao David03. Mamma mia che errore, ma porca trota. Perin pippa. Veneziano. Devo ricordarmi sempre di chiamare la palla, però porca puttana. Non ho FM domani, partiamo. Dopo faccio un video offline per introdurre la serie, penso con il Wolfsburg. Perin scandaloso, sì. Che disastro. Non mi piaceva questa Italia. Proprio quest'Italia non mi piace. Neymar, Adriano, è un dominio del Brasile, gol, mamma.
Dimmi The Am Style, scusami, non è. Dimmi. Non penso sia con il Bodel. Mamma mia, oh Fioi, il FM da solo, no, con il Bodel per il momento. Traversa gol. Mamma mia che brutta Italia, mamma mia che orrenda quest'Italia. Come fa a piacerti PES? Perché diventa un mito, secondo me è bellissima. Veneziano, finalmente un. Boom! Niente da fare. Mamma mia. Ciao Simo Potenza. Ciao Bikram Mishtikson Singh. Ma che cross? No, Fioi, ma ragazzi, ma ci rendiamo conto di come stiamo giocando? Mamma mia. Bravo Perin. Mamma che brutta Italia. Mamma che brutta Italia. Veneziano, bella sponda. Ciao il mondo dei videogiochi. Un'Italia disastrosa. Oscar, se ne va Oscar. Ciao Marx993, gol del Brasile. Ma quante ne si. Ciao Dario Lombardo. Italia disastrosa. Non ha lanciato neanche le convocazioni. Vai Kume. Il Kume, tiro della disperazione kumendiana. Questa Italia proprio non va, nelle amichevoli è proprio disastrosa, un po' come la realtà. Speriamo che almeno dopo nelle qualificazioni ci riprendiamo. Ciao Massimo d'Achille. Non sa fare niente. Oscar. Ciao Italians Game. Ho scelto la Sampdoria per Ferrero, ragazzi, e Mihailovic, che con il carattere di Mihailovic può portarmi a diventare il campione dei campioni. Io lo so. Mihailovic ha le balle, io amo allenatori così. Veneziano buona sponda, ma l'Italia che non è buona. Pirlo prova un lancio, eccolo qua, lancio bello di Andrea. Bravo Cube! Il Cube! Ma oh, in nazionale non entra neanche per sbaglio. Mamma mia. Sì, migliore in campo è Perin, sicuro, sì. Ramirez. Felipe Melo. Luis. Neymar. Male. E bravo Perin. Le squadre mi volevano solo del Bari, avevo ricevuto offerte. Ho chiesto io di andare da qualche parte. Niente da fare. Dopo questa partita è andata. Balotelli, sono anche uscito. Ciao. Ma il nazionale proprio non ci siamo, sembra una maledizione della nazionale. Molto male, vabbè. Adesso dedichiamoci, spero, al campionato, perché proprio voglio giocare con la Sampdoria e vedere Ferrero impazzito. Pato, anche Pato al Bremama, anche Pato, se pensiamo quel Brasile che convoca Pato, bene. Danilo. Finisce qua, Italia 1, Brasile 4, ciao. Il peggiore in campo è Perin. Leggilo come, ciao Bomber. Vabbè. Brutte prestazioni nazionali, veramente brutte. Vediamo un attimo l'allenamento. Aggiornamento delle nazionali, mamma mia. Siamo quinti, pensa a te, quinti siamo, mamma mia. No, cos'è? Database, statistiche. Ah, ok, l'ho già visto. Menu giocatore,
Dati personali. Vediamo la statistica e carriera. Vale, abbiamo chiuso con 43 partite, 18 gol, 9 assist. Non male. In Italia 3-0. In Italia è una merda proprio. Allenamento. Allora. Allora, vediamo. Qua abbiamo detto leader. E qua, eccolo qua, leader. Leader, perfetto. Si può? Bene. Allora abbassiamo velocità 4. 2. Posizione non mi interessa. Facciamo così. Passaggio siamo messi male. Dribbling, ok. Perfetto. Avanzamento. Database, no, database si dice, ragazzi, database. Annuncio campione dell'anno. Chi ha vinto? Gutierrez, bravo. Alcuni giocatori che hanno lasciato la squadra, Palombo e Bergesio ritirati. Oh, bene, Bergesio se ne va, sono a posto. Sono l'inamovibile, sono. Eh sì, beh, se segna verrà Ferrero, penso che si gaserà a sbrega. Finestra di mercato. FIFA, non so se torno su FIFA. Grazie Italians Gamers. Questo mercato. Ciao Paola Sozio. Non so se sei una ragazza o se invece sei con l'account di tua mamma e di tua sorella. Quindi se no qua abbiamo ragazzi allupati e pronti a provarci con tutte le giornate adattative. Ciao, siete salutato. Kume, lo conosci l'As della Fossa? Sì, lo conosco. Cioè lo conosco perché seguo dei video. Ciao Pianese Gabriele. Ultimo giorno della season. Grazie Bomber. Dai un'occhiata ai progressi. Bene, dai, stiamo salendo molto molto bene. Stagione successiva. Ciao Super Game 69. L'ho fatto presto perché poi non ci sono. E la sera sono impegnato. Ok, scende Torino, Cesena, Atalanta, Catania, Pescara e Bologna vanno in Serie A purtroppo. E non c'è il Bari, se avete tanto piaciuto portarlo in Serie A, niente da fare. Da fare. A me piacerebbe proprio vincere in tutte le competizioni. Mi piacerebbe vincere Italia, Spagna, Inghilterra. Infatti sarà un girovago e non starò tanto nelle squadre. Il live durerà quanto? Vediamo. Parità d'allenamento non esiste che io le faccio. Crystal Palace, Sampdoria proprio non esiste. Sì, ma io spero che pioggia però. Peccato che ci sono le bandiere del Genoa, non potete mettere solo una, hanno scelto il Genoa. Va bene. Salta l'incontro, io non mi spreco. Stiamo scherzando. Attack Simulator 2 sì, lo continuerò. E si parte ragazzi, Serie A, prima giornata, subito match duro, Sampdoria-Lazio. E si parte con la Serie A, prima giornata. E si parte chiaramente dalla panchina, perché Mihailovic vuole capire un po' come gira la squadra. Col Vicenza ho perso purtroppo. No, divisa però, la gioca con... con Djordjevic. Hanno comprato Djordjevic a sto punto. E non è una brutta squadra però, divisa, perché non capisco niente, se no... Io che maglia ho? No! Ho fatto troppo bene a scegliere. Ciao! Mi metto io quella rossa. Quanto amo la maglia rossa. Calcio d'inizio. Ok. E si comincia. Sampdoria, Lazio. Al Ferrari. Che bene che l'hanno fatto, cazzo. Purtroppo partiamo dalla panchina. Ferrero è già in tribuna. Guardate il Ferri, guarda il Ferri. Ciao Ferri. Noi vogliamo il Ferrero. Sampdoria Lazio si parte con la Serie A. Che numero è di maglia non lo so in realtà perché me l'hanno dato loro, me l'hanno dato. Al Ferraris. Attenzione, mamma mia.
Bravo. Dimmi damn style, dimmi. Dimmi, cerco di rispondere a tutti, ma non è facile. Lazio. Attenzione alla Lazio, gollissimo. Che gol della Lazio, ragazzi. Mamma mia, Parolo, che gol. Mamma mia, che gol che ho preso. Si parte subito con un gollazzo della Lazio. Dai, Mihajlovic, mettimi però, porca puttana. Sì che lo conosco l'asse della fossa, ti ho già risposto, vecchio mio. 1-0 per la Lazio. Mamma mia, che rischio. Dai Samp, dai Samp, dai Samp. Che bella la maglia rossa, Fioi. Attenzione, gol! Pareggio della Samp! Eder, 1-1. Eder pareggia subito. Grande Eder. Saluto tuo fratello. Uso PEX Galaxy. Questa patch qua la trovi se vai su Google, scrivi PEX Galaxy, trovi il sito e scarichi tutto. Grande Eder, grande Eder. Vai Samp. Ferrero è esploso, ragazzi. Ferrero ha detto con veneziano tutto è possibile. È bello, è bravo e ha il paccone gigante. Questo è il Cumedone. Firmato Ferrero. Vai, Fio. Occhio, mamma mia. Grazie Dead Soul. E Ferrero Ale, e Ferrero Ale, e Ferrero Ale. Attenzione, attenzione per la Lazio, attenzione alla Lazio. Vogliamo il debutto di Kuman. Fallaccio. E finisce qua, Sampdoria 1, Lazio 1, primo tempo interessante, buoni spunti, 1-1. La Lazio forse ha tenuto più possesso, ma la Sampdoria è stata capace di trovare il pareggio con Eder. Attenzione Keita. Parolo. Attenzione Close, mamma mia. Vogliamo l'esordio. Forza Milan, magari vinciamo la Champions. La vedo un po'. Sarebbe già un miracolo riuscire a qualificarci entro 2-3 anni. Oh, vogliamo l'esordio, che palle. Mamma che miracolo grande. Dai, Mihajlovic, veneziano, forse si sta scaldando, ragazzi. Fiori vuol dire ragazzi, mamma mia, per poco arrivava il gol. Noi vogliamo. Oh, ragazzi, entra il Cume. Entra il Cume, esordio in Serie A per il talentissimo veneziano. È un coro veneziano Ale, veneziano Ale, veneziano Ale, veneziano Ale. Oh, Cumendone Ale. Non sappiamo cosa combiniamo in Serie A. Ferrero si è alzato in piedi all'esordio di veneziano. Eccolo qua. Eccolo qua, Candreva, l'uomo che in nazionale non fa un cazzo. Close, Miro Close, buono. Attenzione, Onasi. Occhio a Lona. Lona in area. Parolo. Biglia, entra, Biglia, ti prego prendiamola. Bravi. Fa un gol adesso, speriamo. Entra Okaka. Close, fuori. Vai Cume, sei un biondone. Vai veneziano. Ah, niente da fare. È dura, ragazzi, è dura. Anche la Sampdoria dobbiamo portarla su piano piano, Eccolo qua, ecco l'occasione. Grandissimo subito il Cume. Il Cume entra in aria. Il Cume. Palo scandaloso. Alla prima occasione in Serie A. Al primo pallone toccato in Serie A. Poteva essere come
Coso, Paloschi contro il Siena. Non ci credo dopo un secondo gol. Il gol più veloce nella storia di un debutto, penso. Mamma mia, che palo. Che palo che ho preso. Mamma mia, che palo scandaloso. Mihailovic è rimasto scioccato. Ferrero si è mangiato le mani, porca puttana. Dai, cazzo, per il Ferri, per il Ferri. Ma non ci credo, che palo subito. WWE sono un po' riposo WWE, anche perché ho visto che mi è tanto dispiaciuto che la Universe con Goldberg non sia piaciuta. Veneziano qua sbaglia. Ferrero ci credeva al gol all'esordio, il primo pallone toccato, poteva essere il gol leggendario proprio. Buttala via, bravo. Veneziano, eccolo qua. Veneziano lancia molto bene, penso Kaka. Bravo Kaka. Veneziano non ci arriva. Ciao Adriano Spaziani. Sì, Ferrero ha già preso la mia maglietta, cazzo. Palo scandaloso, lo so. Finisce 1-1, peccato. Il Cume però è partito bene con un palo dopo un tiro, cazzo. Un tiro in Serie A, un palo. Ah, Dio mio. Infatti almeno il 6 me lo sono guadagnato. Ok, l'Inter parte con la vittoria. I miei cugini del Genoa perdono. Il Milan perde con l'Udinese e la Juventus vince. Il Milan è campione d'Italia e campione della Coppa Italia. E comunque questo lo dovevamo ricordare. Ciao Mark, tutto Games. Annuncio squadra nazionale. È stato selezionato, ok. Vediamo. Sono in panchina però, sarà convocazione per, penso per le partite di qualificazione. Ciao Lorenzo Hackett. Sampdoria Roma, attenzione, già big match. Fod, attenzione, abbiamo già. Sei fuori dalla formazione titolare. Ma dai, oh, ma che palle. Ah, proprio non è che ha giocato. 2-0 perso. La Roma distrugge la Sampdoria. Bene. Bene, molto bene. Annuncio Best Player in Europe Awards. No, le nazioni non l'ho visto, però so che avevamo perso. Vediamo chi ha vinto. Cristiano Ronaldo, Ibra Schweinsteiger, ok. Ma porca troia. Con la Roma neanche giocato. Ultimo giorno di mercato. I 9 arrivi sono stati svelati. Chiseo? Goma. Non lo conosco, Goma. The Am Style, ok, grazie, sono un biondone. Ciao Pob e William. Italia-Olanda, amichevole internazionale. Ciao Niki C. Ciao Kevin Dema, che ha lasciato la squadra, ma solo. Italia-Olanda amichevole, però onestamente faccio così. L'ho voluto saltare sta amichevole perché adesso devo dedicarmi al campionato, sinceramente. Voglio riposarmi. Conte, ho detto a Conte se poteva lasciarmi in panchina. Parma, Sampdoria, qua deve cominciare la nostra stagione, sinceramente. Ciao a tutti, buon appetito. Ok, titolare, perfetto. Al Tardini, anche il Tardini, cazzo, abbiamo. Abbiamo di stadi allora. Sì, sì, non l'ho giocata perché era meglio così. Vai. E inizia la vera stagione. Diluvio a Legno Tardini, ragazzi. Vai.
Dopo un punto in 2 partite, però non l'ho giocata, inizia la nostra stagione. Ferrero e Altardini pronto a tifare per la sua Sampdoria, per la sua stella veneziano. 14esimi siamo arrivati l'anno scorso, 15esimi siamo arrivati la Sampdoria l'anno scorso. Veneziano promette un risultato diverso in quest'anno. Ciao Matteo Rando. Vai Cume. E il Cume subito. Fallaccio. Ma questo era fallo però, dai, cavolo. Questo era veramente fallo. Sì, Niki C, saluto Niki C. Mamma che diluvio a legno Tardini. Mamma che diluvio a legno. Attenzione, Biabianiel, Biabia! Fuori. Bello però che ci sono parecchi stadi originali, cazzo. French, neanche fallo non mi ha dato. Veneziano sponda, buona. Vai Samp, vai Samp. Ferrero vuole il gol di Veneziano. Ferrero ha proposto a Veneziano anche di diventare attore dopo il calcio. Attenzione Cassano. Antonio, il talento di Barivecchia. Siamo avuto il talento di Barivecchia che ha salutato anche Veneziano, è vero cazzo. Dopo le prestazioni strepitose con il Bari dell'anno scorso. Veneziano di testa, molto bene. Lorenzo. Però con le pace, finito solo per PC e PS. Con le pace è un gioco, senza pace è indegno, purtroppo. Veneziano è Veneziano lento. Quel palo mi ha un po' rotto i coglioni, quel palo all'inizio purtroppo. Attenzione il Biabia! Bravo portierone. Che film vorresti fare? Le emozioni di Claudia. Sponda del Comendone, niente da fare. È dura la Serie A, eh? La Serie A è dura. Dai Comendone, bellissimo passaggio che però non arriva purtroppo. Il Cume di cuore, il Cume, peccato. Ciao Stefano Cedoni. Chi retrocede in Serie A? Parma, Cesena. La terza bisogna vedere. Sì, GTA lo faccio appena esce. Cassano, Antonio per il Biabia. E il Biabia. Fallo, subito l'ha fischiato. Santa Croce. Bravo Cume, bellissima questa, grande azione del Cume. Passaggio in profondità, non bellissimo, dobbiamo trovare ancora gli automatismi, raga, Il Cume di... non ci arriva. Ma non mi fischiano niente, mamma mia. Cume devi fare la Universe con il tuo personaggio, ok. Prossimo live sarà penso su Football Manager. Alla PlayStation 4 sto giocando un pochino, veramente. Dai, Fiori. Dai, Venezianone, dai, però. Inizio di Serie A è veramente difficile. Per il gioco, più che altro. Cioè, veramente. Stiamo giocando male. Veneziano. Miscela del Cume. Uso la PEX Galaxy come pazzo. Andate su Google PEX Galaxy la trovate. Ciao Desmike. Il
Parma sta giocando abbastanza bene, più che altro, cioè, si difende bene, cazzo. Ha ancora avuto un'occasione praticamente. Sì, sì, il Parma ha molte possibilità di fallire purtroppo. Bravi. Però il lancio non c'è. Paletta, recupera. Jorquera. Sì, tutto bene Mario Matador, anche se l'inizio in Serie A ecco veramente duro, eh. Attenzione, attenzione, Belfodil, ma recupera molto bene la Samp. Il Cume è fuori giochissimo, sì. Darmstadt chi vince la Champions, ma forse il Real non lo so, perché comunque come difesa non è sempre impeccabile. Anche l'altro anno fino al 92esimo non aveva vinta alla fine, quindi gran squadra, però super Ancelotti, però alla fine il Real non è ancora una squadra perfetta. Non lo so onestamente, tante squadre possono vincere. Mi fa paura il Chelsea a me sinceramente quest'anno, il Chelsea. Partita molto grigia come il tempo. Biabiani. Quando ti sposerai smetterai YouTube? No, no, continua, che sboccia, mi ha anche sposato. Mancherebbe altro. Belfodil, il Belfo. Fuori di poco. Il Monaco che vince la Champions la vedo dura, però il calcio è strano. Entra qua e sta piovendo. Del veneziano, dai che fa l'errore, Paletta, invece no. No, secondo me ha comprato il Bari. Il Sampdoria, scusate. Mamma mia, proprio giochiamo. Non stiamo giocando bene, Non mi va questa cosa. Veneziano prova a rincorrere la palla. E ci arriva di gran carriera il Cume, poi vabbè, calcio d'angolo, va bene. Dai, bel gol di testa. Ma cos'è sto? Ma che cos'è sto cross? Mamma mia. Ferrero è molto dispiaciuto in tribuna, veramente. Dopo il primo anno che abbiamo finito 15esimi, che ho visto come si è classificata la Samp l'anno scorso. Il Cume prova il tiro, sbagliato. Sponda. Parata di mirata. Penso domani la live su FM. Se ci sarà un video introduttivo offline. Non è Belfodil, il Belfo. Cerchiamo di non prenderlo, anche qualche punto, anche un punto va bene, dai, a Parma. Però giochiamo male. Belfodil, ancora il Belfo per il Biabia. Il Biabia fuori. Beh, se Real gioca come ieri esce veramente anche con il Malmo. Fioi. Attenzione Biabia, il Biabia fuori. Finisce ancora 0-0. 2 punti in 3 partite. Sembra che è contento il portiere avversario. Ferrero, molto dispiaciuto, intervista di Ferrero. Ma porca puttana. Viva la d'amico col moschito. Ecco, questa è la... insomma, il Milan batte il Pescara, bene. Noi siamo 16esimi a 2 punti. Napoli in fuga. Scorso campionato 15esima è arrivata. Adesso si va a Cagliari, si va al Sant'Elia. Non so dove cazzo gioca il Cagliari, però... Ciao Andrea Mosti. Siamo a Cagliari. Ok, cerchiamo di fare il primo gol in Serie A. Porca la mignotta. Siamo venuti fin qua per vedere segnare il Cume andata. Ok, Sant'Elia.
Ferrero vuole la vittoria e qua se no si incazza. Veneziano, ma che fallo, palla piena. Ma dai, è morto il giocatore anche. Subito ammonito Veneziano che non protesta. No, la Serie B non è un campionato sardo, strano, è un campionato forse più bello della Serie A purtroppo, più equilibrato. Vai il Cume va. Il Cume Sandoriano va, il Cume si distende, il Cume scarta tutti, il Cume scarta tutti, il Cume prova il missile da fuori, il Cume! Fuori di poco. Il primo gol lo farai contro il Milan. Frenzy, ma cosa è successo? Stai tranquillo, Frenzy. No, a me lo sapete, sono astemio io, quindi a me non piace. Rossettini. Pisano. Serie A che è partita in maniera un po' difficile. La Samp del Ferrero. Ciao Matteo. Matteo Boss, attenzione il Cagliari. Fuori. Mamma mia, oh fioi però, cioè... Non capisco proprio cosa succede. Attenzione il Cume non può arrivarsi, ma che passaggio è. Brutto passaggio. Non ci svegliamo. È certo che esulti in maniera animalesca quando segniamo. Beh, col Milan no, più col PES purtroppo ormai. I sandoriani urlano, forza lotta, Cumidone, un gol lo segnerai. Sau, pericolosi, Sau, Ibarbo, Sau. Vantaggio del Cagliari. Gran gol di Sau. Cagliari 1, Sampdoria 0. Bravo Cume, peccato. Sau porta in vantaggio, mamma mia che inizio, mamma mia che brutto inizio. Crisi nera ragazzi, crisi nera. Fioi. Ci stiamo giocando malissimo. Mamma mia che male che giochiamo. Tira fuori il pisello. Stiamo giocando male, Beppe. Stiamo giocando male. Dai, ma che sboccio, non vinciamo un contrasto a centrocampo, porca miseria. È meglio stare al Bari, cazzo. Ekdal. Sau. Ferrero è furioso in tribuna, Ferrero è realmente furioso. Vai Cume. Il Cume si gira. Assist del Cume. Niente da fare. Non ci siamo, Beppe, non ci siamo. Murru. Ibarbo. Niente da fare. Ibarbo. Attenzione Cagliari, ancora 2-0. Mamma mia. Ancora Sau, l'è sempre Sau. Grazie Damstyle, mi idolo su YouTube, tutte le figone che fanno tutorial e outfit. No, dai, non ho diciamo un idolo su YouTube. Diciamo che ho youtubers che stimo, però insomma idoli magari no, ma neanche io non devo essere idolo, devo essere soltanto supportato in questo schifo, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia che disastro, sta stagione sta prendendo già una brutta piega, Qua devo notare per retrocessione, ho paura.
Non mi arriva un pallone giocabile. Avere una sulla PlayStation 3, che bello. Ok, sulla PlayStation 3, su PES 13, che bello, cazzo, sì. Ed è là che è partita. Che PES piace tanto, ciò diventa un mito così. Il veneziano fa un brutto fa, niente, sto prendendo la testa, calma. Mamma mia, espulso così. Mamma mia, ho perso la testa. Perso la testa proprio. Come siamo partiti male, ragazzi, mamma mia. Chiedo scusa a Ferrero e a tutti voi, mamma, come siamo partiti male. Non ho parole. Purtroppo io sono un giocatore che devo recuperare palle, io sono così, devo giocare come interpreto io il ruolo, cioè ammazzare tutti e segnare. Però così è proprio una partenza negativa. Sì, Ferrero sta proprio bestemmiando, Veneziano è uscito proprio in silenzio, sembra un veneziano spento rispetto al Venezia di Bari, La cosa non mi sta piacendo. Il Cume se ne va sotto la doccia, se vuole farmi una pippotta, magari con la moglie di Ferrero, che sei vecchiotta, chi se ne frega. Andiamo, Gabbiadini, Manolo. Più espulsioni che gol, sì, è vero. Comunque è un disastro, un disastro questo inizio. Purtroppo il Cume è sanguigno, il Cume si fa buttare fuori perché è un pazzo, sono il cantonà della situazione. Eder. Attenzione. Il Cagliari ha dominato letteralmente la partita. Mi preoccupa se addirittura il Cagliari ci domina. Eder. Cacciatore. Finisce qua, Cagliari 2, Sampdoria 0, Veneziano espulso. Crisi nera per gli uomini di Mihajlovic. Mihajlovic è già a rischio esonero. Veneziano chiude con un 4,5 spaventoso. Molto molto male, ragazzi. Il Napoli in fuga, E noi siamo nel baratro, anzi ultimi siamo, mamma mia. Prossima giornata l'assalto, purtroppo. Contro il Chievo Verona potrebbe essere anche un'occasione per segnare. Avanzamento. Col Chievo arriva la prima vittoria in campionato, 2-0, bravi Fioi. Dai, buona vittoria. Il Napoli a qui, ammazza, il Napoli è partito alla grande. Squadra nazionale. Spero che non sia amichevole ancora, perché sinceramente devo anche pensare a... Odio le amichevoli con la nazionale, cazzo. Sampdoria Sassuolo, qua deve essere la nostra occasione, ragazzi. Cuba tira fuori i maroni, ok. Vai. Big match. Big match per noi, ragazzi, Al Mbappé, no, siamo... Al Ferraris. Ah, che male al collo. Comunque non gioco, la Sampdoria vince, è molto grave, Vai. Sampdoria Sassuolo. Al Ferrari su un coro per veneziano, striscione, biondone, facci sognare. Sei il nuovo fenomeno del calcio, dai. Ciao Paolo Manenti. Paolo lo saluto sempre. Veneziano. Dai, tiriamo fuori le palle, le cazzo. Zazza per Berardi. Comunque Sassuolo non è da sottovalutare, Berardi, Zazza, subito rischiamo. Arriva il Cume e già si rischia.
consigli? No, cazzo. Come mi saluti, ciao Tulio. Oggi il Comessina è una tripletta. Basterebbe fare qualcosa intanto. Quel palo all'inizio secondo me ha portato sfiga. La penso sta cosa. Veneziano. Veneziano, Madonna, Veneziano. Ecco, va in Serie A, comincia a fare il figo. Mi sembra un bolso. Dai Come, per favore, svegliati. Guarda che sbagliano, guarda che sbagliano. Mamma mia, di solito il Come è maestro di questi gol di rapina. Alla 780 ti di scheda grafica. Ferrero vuole il gol di Veneziano. Mihailovic ha detto Veneziano al talento per riscattarsi subito e segnare e diventare il capo, il PCC della Serie A. Sì, l'11 febbraio è il mio compleanno, ragazzi, tra poco. Ma va a cagare. No, beh, ma non ho il tempo di rubare la palla. Guarda che io la maggior parte dei miei gol me li costruisco così, rubando palla così. Solo che allora, l'ho ammazzato anche. Il Come non butta via la palla, il Come deve approfittarne. Ma vai. Ma no, così. No, niente, non ne va una, Non ne va una, non ne va una. Non ne va una, non ne va mezza proprio. Berardi. Cioè è importante fare pressing così, in questo gioco qua fare pressing e rubare palla, voglio dire al 90% fare gol, io devo rischiarla ragazzi, questo è il mio gioco. Il problema è che non riesco ad andare a tempo, sono proprio lento. Veneziano, stop, schifoso. Ciao Matteo Mela. Attenzione Zazza, il pelatone, gol del... Mamma mia che miracolo del nostro portiere. Bravo Viviano. Grazie Niki. Siam Style, l'11 è il mio compleanno. Niente, Veneziano proprio dorme. Crisi nera per il talento. Che c'è anche un rumors su una love story tra Veneziano e la Mosetti. Però c'è ancora tutto è molto. Non ho l'account Instagram. Anche se in realtà c'è Tori nel cuore di Veneziano. Quindi non è vero di questi flirt con italiani. Noi vogliamo solo Tori che sono più zoccoli. Attenzione come il cubo. Scotrota. Grazie Mattia. Non riusciamo a trovare. Non riusciamo a fare azioni più che altro. Zazza di tacco, Berardi, Sassuolo dei record. Veneziano. Ma porca. Bravo. Buona cena. Zazza. I tifosi della Sampdoria sono un po' sconcertati nel vedere la Sampdoria giocare così. Veneziano, giochiamola facile. Attenzione il Come, si può sbloccare di testa, ma niente da fare. Ma la tua ragazza sa che parli così di Tori, ma sì, Tori è un'istituzione. Calcio champagne della Sampdoria. Ah, che disastro. Giochiamo male, Beppe, giochiamo male. Veneziano va a cagare. Veneziano buona sponda, che però non arriva a destinazione. Ciao Sabine Thor. Difficoltà massima gioco. Ci rendiamo conto di come stiamo giocando, no? Cioè in casa col Sassuolo. Guarda. Mamma mia. Zazza. Comenda Veneziano, segno dell'italiano. Olè, dai. Grazie, ma il problema è che proprio qua la squadra non è pervenuta in questo momento.
E rischiamo che di prendere gol da Brieghi di testa. 0 gol finora Brandon. Entra Traoré, esce Sansone. Veneziano, ottima sponda finalmente. Il Cube! Madonna, ma tutto sbaglia, mamma mia, oh. Ciao Gabriele. Ma possiamo lentici. Vai Cube. Niente, neanche i passaggi, oh. E Traoré il talismano. Veneziano, finalmente una sponda veramente bella. Vai cazzo, vai, vai, vai che il talismano. Ma porca puttana. Sì, la squadra Evelyn è veramente Ferrero in piedi e urla forza, forza, forza. Il Cube su di Messa, il Cube cosa mi ha preso il portiere? Cosa avevo messo di testa? Cosa avevo messo di testa? Questo è un gol che ho fatto anche con il Bode, rimessa del Bode, gol di Marchetto di testa, nella realtà parlo, Madonna, me lo ricorderò sempre, primo gol in carriera. Porca puttana, cosa mi ha preso? Cosa mi ha preso? Ciao bella Fra. Cosa mi ha preso di testa, porca trota. Attenzione, Saviola, Saviola, cazzo, Saviola, Saviola, Saviola! Che miracolo di testa. Il Cume non riesce a trovare la smarrita via del gol. Non mollare Cume, io ci provo, ragazzi. Devo giocare tanto su lanci lunghi, questo è il mio gioco anche nella realtà. Ariaudo, Magnanelli, Biondini, il Biondini rosso, il Biondini rosso, il Biondini rosso. Prestazione un po' così comunque. Ho commesso solo pareggi e solo 0-0. Mamma mia ragazzi, che tristezza. Finisce qua, Sampdoria 0, Sassuolo 0. Ferrero sbatte la porta e se ne va. Ferrero se ne va incazzato. Polemiche a non finire il Ferraris. Ufficialmente la Sampdoria entra in una crisi bestiale. Sì, molto molto male. Napoli vince ancora, ragazzi. Mamma mia che Naples. Mamma che Naples. Noi siamo a 14esimi. Non si segna più, ragazzi. Team K adesso. Team K con l'Empoli. Coppa Turno andata. Vabbè, però onestamente io me ne farei anche. Vediamo come va l'andata. Perché mi interessa più il campionato in questo momento. Cazzo, abbiamo perso 1-0 in casa, ma Dio santo. Il ritorno lo devo fare, vabbè. Ma anche al primo al turno 2, ma porca miseria, oh, ma mamma mia che disastro. Mamma mia che disastro. Speravo di almeno poter giocare così il primo turno, così da riposarmi un po' e concentrarmi sul campionato. No, niente, adesso sono anche in panchina. Ah, cagare. Siamo a Empoli. Non pensavo di partire così male. Guarda che roba! Sampdoria è veramente disastrosa. Maccarone Big Mac.
Ancora Empoli, solo Empoli, dopo 2 minuti, 11 minuti solo Empoli, attenzione però, vai, 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 vai Manolo, vai Manolo, vai Manolo, e c'è il fuori chiaramente. Non so quel giocatore che è cosa più forte di FIFA onestamente, non mi ricordo. Attenzione Michelizze, boom, gol dell'Empoli, siamo fuori anche dalla Coppa Italia, dobbiamo fare 2 gol per passare. Ciao Darkins. Siamo partiti veramente male. Il Come fa ridere quando sta giù, Maccarone, Holland, 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 Holland. Sta andando veloce perché non gioco. Oh cacca, oh cacca, oh cacca, oh cacca, oh cacca. La Sampdoria purtroppo non c'è gioco, non c'è gioco. Mihajlovic non riesce a dare gioco. Holland. Big Mac. Veneziano in panchina è molto deluso. Gol! Grande Okaka. Siamo ancora vivi, cazzo. Ma no, dai, stai, perché da portare sfighe. 1-1, dai. Okaka, 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 Okaka. Grazie Antonio. Meno male che Okaka c'è, dai. Oh, entra Veneziano, ma scusa, dove gioco? No! Fascia a destra! No, mi rifiuto di giocare in fascia a destra. In fascia a destra il Cumendone, no! Ma cos'è sta roba? Non ho parole, non ho parole. In fascia a destra mi fanno giocare. Prima volta nella storia. Mihajlovic non ci ha capito un cazzo, questo è il problema. Deve essere il mio salvatore Mihajlovic. Ma in fascia Veneziano come un po' di fisico, ma dai. Ma no, fascia a destra però. Veneziano. Ma che ama ragazzi, ma non posso giocare ali, sono proprio un bomber. Sono la boa, cazzo. Mihajlovic comincia a deludermi già, Sì, perché se il Cumendone non è felice, se ne va subito, Mi riscindo il contratto, vado da Solbiatese a giocare. Vai come? Di sinistro, no, Mamma mia. Mihajlovic, incompetente. Grandi gli autogol. Basterebbe un gol per passare in realtà, però mettere il Cumendone in fascia a destra vuol dire proprio non capire niente. Attenzione il Cume alla fine gioca da punta e se ne frega del ruolo di Mihajlovic. Io faccio quello che voglio, non esiste che gioco ala, non esiste proprio. Attenzione Big Mac, Big Mac, Big Mac, gran recupero del portiere Vivianone. Sono un falso, cioè dopo il falso 9 il falso ala sono. Io sono il falso ala. Dai, eccolo qua il bomber. Mamma mia, che lentezza. Sì che segue gli autogol, cazzo, di brutto anche. Veneziano qua fa una bella cosa e poi la perde. Sono abbastanza demotivato, raga, fuori la Coppa Italia al primo turno. Ciao Nikici, buon appetito.
Dai, da falso ala. Dai, proviamoci, dai, proviamoci. Ferrari è sempre più impietrito. Ciao, Diam Style. Ciao, ciao. Ciao, bello. Veneziano, prova a fare qualcosa di buono, finalmente. Oh, caca. Niente, no, non arriva un passaggio, non arriva nulla di nulla. Ottantasettesimo. Dai però, dai però. Fallo. Si vede proprio che la squadra non c'è. Già il primo obiettivo stagionale se ne va. Finisce qua. Se intervista per il comandone di Variale. Cosa ne pensi di questa Sampdoria Comenda? Sono molto deluso, giochiamo male, io non ci sono, Ferrero è dispiaciuto e mi dispiace anche per me perché Ferrero è veramente un mito. 5 partite senza gol mai capitato, nel senso sì, forse un anno il primo col Bari, però dopo mi sono ripreso con una doppietta. E se la Fiorentina spero di partire titolare, di fare il massimo, sono in panchina, vaffanculo. Ok. Niente, non ne va una, eh. Mamma mia come siamo presi male, ragazzi. 80. Non sei come l'anno scorso, Fio, io non ci posso fare niente, non è colpa mia. Cioè, non vedo la squadra che gioca bene. Dai, adesso mi posso riposare un attimo che sono in panchina e vi prometto che entro e spacco tutto. Entro e faccio gol, ragazzi, è la promessa. Entro e faccio gol, entro e segno e cambia la stagione. Entro e segno e cambia la stagione. Dai, dai. Dai, ragazzi, ve lo prometto. Adesso ci facciamo altre 2 o 3 partite e adesso spacchiamo il culo a tutti. Dai, dai, Samp, perché mi sono rotto il cazzo. Non esiste che il Comandone è andato 5 partite senza gol. Po' di bomber. Devo tirare fuori i coglioni, cazzo. Non devo dimostrare di essere il solito ragazzetto bimbo minchia di Serie A che arriva nel calcio che conta e si perde. No, non esiste. Io non sono così. Dai, Fio. Il Cume in panchina che sta pensando a come spaccare la Fiorentina. Dai, merda. Dai, cazzo. Dai, Badesi del cazzo. Cume è una promessa, sì che è una promessa. Vai che segniamo. Badesi è ammonito. Questo è il segno, ragazzi. Gomez, Marione. Il Cume è furioso, ragazzi. In panchina deve entrare. Mihajlovic metti. Questa la segno con la Fiorentina che è un conto in sospeso anche con Firenze per vari motivi. Okaka. Okaka, dai cazzo! Cacchino! Gol della Samp, signori! Obiang è 1-0. E in questa partita girerà tutto. In questa partita girerà tutto. Porca mignottona, dai Obiang, bravo, grande Samp. Gomez, Marione. Vai Marchionni. Boom, peccato. Dai che sta Fiore non ci spaventa. Pasquale. Meno male che non sa che è di Natale, se no hanno tutte le feste. Attenzione, vai Fioi. Così veloce mi spacca gli occhi, madonna. Assist del grande Okaka. La Fiorentina fa melina, non capisco perché. Pasquale ancora, il Pasqua per Gomez, Super Mario, ma recupera molto bene la Samp, perfetta la Samp, perfetto Okaka, palo scandaloso di Okaka, perché? Solo che se Okaka gioca così sarà dura prendere il posto a Okaka,
E il Kume entra, ragazzi. È il posto di Okaka, eccolo qua. Okaka ha fatto una bella partita, però, Però Mihajlovic ha capito, adesso segno, ragazzi. Adesso la segno. Proprio a Firenze. Una città che mi ha fatto del male a livello sentimentale, cazzo. Maledetta Firenze. Bellissima città meravigliosa, ma mi ha distrutto. E ora entra il Kuma, e ora so cazzi. Mo so cazzi. Mo so cazzi. Adesso entro e prendiamo gol. Sarebbe bello. Oddio. Vai Kuma. Il Kuma è subito grintoso. Attenzione Rossi, Gomez. No, no, Gomez! Vai, Ferrero è felicissimo. Proprio il pupillo di Ferrero veneziano. Per la sua meravigliosità, Rossi, El Pepita. No, per il Pepita. Pepito Rossi, scusate ragazzi, momento di panico. Vai Kume. Il Kumendone la lancia molto bene. Eccolo qua il Kume che vogliamo. Eccolo qua il Kume che vogliamo. Eccolo qua il Kume. Ma passa la prima però. Dai. Dai Fioi, vogliamo il primo gol di testa così. Lo vogliamo. No, alta. Alta. Ma perché così? Vabbè. Basta, non la chiamo più a sto punto, porca troia. Tori vuole un gol e lo regaliamo il gol. Marin, Borja Vallejo. Poi mi saluti. Ciao Giora Rabera. È che mi arrivano pochi palloni, ragazzi. Cioè, io ci sto anche provando, ma... Attenzione Marione, Super Mario. Grande portiere, che rischio. Vai Kume. Il Kumendone sbaglia il passaggio. Ciao Ivan Porelli. Bravi ragazzi. Queste sono le azioni che dobbiamo fare. La Sampdoria il Bari giocava per me. La Samp no. La Samp non gioca per me. Perché facevano i lanci perfetti come volevo io. Perfetti. Tanti andavano a fanculo, però ne arrivavano anche molti. Ho fatto tanti gol così. Dai, non demordiamo. Eccolo qua! Basta solo sapere aspettare. Eccolo qua, lancio in profondità. Eccolo qua. Il Kume si aggira troppo. Madonna, ma cosa ho fatto? Sono un po' nervoso perché voglio segnare. Quando i bomber non segnano è così. Ciao, Mr. Pagan. Pasquale. Gomez. No, adesso! Mamma mia, il portiere ha fatto un erroretto qua, Ciao, Lucia del pezzo. Che penso sia sempre l'account di magari della sorella o della mamma. Il Kume siete troppo la pressione della Serie A, sì, purtroppo è una troia. Non prendiamolo. E il veneziano qua fa una delle cose che riesce meglio, rubare palloni di cuore. Attenzione! E Veneziano può andare! Non ci credo cosa... No, Fiori, crisi nera. Il veneziano tra occasioni. Mamma mia, ma cosa ho tirato? Ma perché? Ma non ho mai sbagliato sti gol, ma no. Mamma mia che crisi. Non ho mai sbagliato sti gol. Non ci credo. Deve essere il gol per la promessa. E invece l'ho sbagliato. Potevo passare la passo a sto punto adesso. Non ci sono proprio, sono fuori forma. Sono proprio fuori forma perché non mi so spiegare altre situazioni. Ho disimparato di giocare. Ferrero non mi fa segnare. E ancora il Kume. Di cattiveria. Non ci arriva. Il Kume si incazza con Neto. Attenzione. L'arbitro non l'ha visto. Pugno del Kume da Neto. Mamma mia, forse la prova TV. Speriamo di no. Ma il Kume dà un pugno a Neto, ragazzi. Il Kume è furioso. Il Kume è troppo furioso. Mamma mia che pugno. Neto non c'è la prova televisiva perché Kume è il pacco bello, per fortuna. Ma
Però saliamo a 9 punti, bene, bene. Mamma mia, che inizio da merda. Oh. Tutti hanno detto che segnerà la prima col Milan, vedremo. No, amichevoli internazionali, non posso fare amichevoli adesso. Non posso, mi dispiace, io scusatemi in questo momento. Salta l'incontro, finché non faccio un gol non vado in nazionale. Tanto perdiamo 3-0, cioè, sinceramente sono cose più brutte da pensare. Adesso vediamo contro chi siamo. Catania, Sampdoria. Ti dà via il cinema, come non perdere la testa. Adesso finché non segno non vado in nazionale, questa è la mia punizione, porca puttana. Questa è la promessa comendiana. Dai che segno adesso. Ciao Luke Bortot. Il Cume non ha giocato in nazionale perché non segna e quindi vuole concentrarsi solo sul campionato. Dai Fiori. Peruzzi. Siamo contro una squadra che è arrivata dalla Serie B, lo conosco bene il Catania, si può battere. Cumerati al porno con Ferrero è meglio, forse avete ragione. Ma non molliamo, non molliamo. Dai che voglio segnare e tornare in nazionale, porca troia. Anche se sti amichevoli mi stanno abbastanza sul cazzo, sinceramente. Ma non ci qualifichiamo mai noi, boh. Bellissima azione della Samp. Palo scandaloso della Sampdoria, non ce ne va neanche bene una però, Non ce ne va neanche bene una, azione strepitosa della Sampdoria, ma palo, Ferrero adesso veramente bestemmia, Non si segna, non si segna, non si segna. Che azione strepitosa, palo pieno. Mamma mia Catania, mamma mia fuori di poco. Il Cumeo Caca ci vuole, concordo, come Folsky veneziano. Invece Mihailovic gioca una punta, sto coglione. Sponda. No, il Cume invece va da solo, invece no, non la prende. E il Cume, porca. Ma corri, cavolo. Siamo in 83, proprio il nuovo record, cavolo. Buon appetito, ciao. Ma fallo dove? Ma fallo dove? Ma dai, ma la Manolo uguale, cazzo. No, no, non segno di Amstyle, non segno. Fuori, fuori. Non prendere rossi, ci provo. Il Come è furioso, Ferrero crede ancora a lui, Ferrero ci crede, il Come vuole ripagare i 2 milioni di euro che prendo all'anno, sono tanti. Ho 20 anni, cazzo, già questa cifrona prendo, non posso deludere la Samp. Però Veneziano è proprio lento, figlio. È proprio lento il ragazzone. Ciao, Mr. Pagan. No, contro l'Empoli siamo usciti. Monzon, si fa anche i numeri il Catania. Almeno un assist per sbloccarmi da qualche parte. Bellissima questa! Il Come di sinistro! E non entra mezza però. Questa era bella questa, non c'è niente da fare. È stato bello trombare. Martigno. Sono in fuorigioco. Fino al primo tempo. Altra aperta su Veneziano che non ha neanche fortuna comunque l'asso veneziano, perché il talento è esploso in Lega Pro con l'Unione Venezia, anzi con il Venezia. È anche sfortunato il Cume, proprio un tiro impossibile. Beh, almeno facciamo qualcosa. Ciao De Bull 95. Come ti prego il fantacalcio.
ragazzi, sveglia. Monzon entra in area, stiamo dominando noi comunque, è una squadra di siamo una neopromossa, rischiamo anche di prendere che ciao Checco e rischiamo anche Dio santo. Bravo Kume, dai. Bellissima, questo deve essere il cross della vita. Dai Kume di testa! Vabbè, ma allora c'è qualcosa, fioi. No, Ferrero era già in piedi a esultare. Veneziano di sinistro. Madonna che gol! Finalmente si sblocca in Serie A. Si sblocca in Serie A di sinistro. Io sto qui. E c'è il gol. E c'è il gol di sinistro del Kume. E la messa è per voi ragazzi che avete supportato. È per Ferrero di sinistro. 1-0 per voi soprattutto. Ed è entrata. Primo gol in Serie A. Il Massimino. Le squadre di Serie B mi portano fortuna a sto punto. E il Kume lo sigla il primo gol e Ferrero è esploso letteralmente, ha urlato sì Kume mio, e adesso deve essere come ha detto Ronaldo col ketchup, quando il ketchup viene giù, vengono giù 1000 gol, non so quella cazzo di frase che ha detto Ronaldo, non me la ricordo neanche più, però è così, adesso vengono 50 gol, adesso vinco tutto, non mi interessa. Veramente no, Ferrero andrà a Ostialido con la d'amico. Occhio però se non esaltiamoci troppo. Attenzione Peruzzi, fuori. Che gol ragazzi, che gol di sinistro. Ora il Comendone che contento che è. Ferrero tromba. Anche Mialavic come dice lui. Ferrero sventola il fazzoletto, Ferrero è quasi in lacrime nel vedere il suo pupillo segnare, però non si deve fermare adesso, deve essere il primo di una lunga serie di gol. Il Kume di sponda. Adesso si può andare anche in nazionale ragazzi, anche sarei un po' stufo delle amichevoli sinceramente. Veneziano, spacca tutti il Kume! E Ferrero è nato nella città di Sampdoria. Veramente Ferrero. Sono qua. Madonna, è difficile fare imitazioni, cazzo. Ciao Cruz Gold. Attenzione Calaiò. C'ho il Cala, buttala via, bravo. Sono un po' in fuori gioco, però aspetta. Attenzione Cerapec. Buttiamola via, vinciamola, che sembra la seconda vittoria consecutiva, porca trota. Buono. Buonissima questa, dai che vediamo la Samp migliore, mamma, bel tiro, bello, bravo. Largo, pista, arriva la capolista. Ancora no, ma presto sì, cazzo, Sampdoria in Europa League. La Sampdoria può andare in Europa League e va ad Ostialido con la d'amico. Occhio. Mettila in mezzo, il Kume fuori di niente del Kume. Calcio d'angolo però. Vai Kume, l'incornata della vita. La Sampdoria gol 2-0. Forse su assist di Veneziano, non lo so. Sansone le fa due. E ancora di più, guardatelo Ferrero impietrito dalla felicità. E adesso esplode. E vai di bamba stasera. E 2-0, con le squadre di Serie B si vince, evviva!
Mamma mia, il Kuma è tornato, ragazzi. Il Kuma è tornato a far sognare i suoi tifosi. Eccoci qua. Eccoci qua. Bellissimo, ragazzi, come gioca bene la Samp. Come gioca bene la Samp nella città di Sampdoria. E stasera si tromba. Attenzione, Veneziano, Veneziano. Di sinistro, madonna, di sinistro. In serie A tiro solo di sinistro. Sì, perché ho segnato, la Sampdoria vince. E torniamo nella città di Sampdoria con una vittoria incredibile. Woo! Grande Samp. Grazie Antonio. Ottima Samp quest'oggi al Massimino. 8,5. Dettagli della partita. No, vediamo statistiche individuali se mi ha dato l'assist. Assist 1, gol 1, ragazzi. Siamo tornati alla grande, però con una squadra di serie B, che viene dalla serie B. Adesso voglio il gol contro una squadra di serie A. Come illegale, come illegale. Siamo sesti e si vola, e si vola, e si vola, e si vola. Sarebbe bello affrontare l'Inter, cavolo. Sampdoria-Milan, attenzione, questa, ragazzi. Sampdoria-Milan contro la mia squadra, fioi. 87, ed è anche il record di gente nel... Salviamo perché devo ancora salvare dall'inizio. Mamma mia, adesso mi sono accorto. Ecco, salviamo. Ragazzi, chiudiamo con il Milan a questo punto. Ultima partita, Sampdoria-Milan, contro i campioni d'Italia perché nel gioco hanno vinto l'anno scorso. Veneziano e del Shaarawy, bellissima immagine. Vai ragazzi, contro la mia squadra veneziana ha promesso di non esultare se segna perché comunque il Milan è la mia squadra, ragazzi. Sampdoria-Milan, stadio Luigi Ferraris. Titolari, vai! Chiudiamo il live con la partita del Cume. Torres e il Nigno. Poli, Armero. La sente tanto i tifosi del Milan, bellissimo. Occhio. Cosa succede? Attenzione, mi dice che c'è un problema. Aspetta un attimo. Ragazzi, avete problemi? Ci sono problemi con il streaming? Aspetta un attimo, metto un attimo pausa. Ragazzi, vi chiedo se ci sono problemi. Ciao Marco Ostuk, però vi chiedo se ci sono problemi, fioi. Mi lagga. Proprio adesso no, cazzo. Attenzione dalla Sampdoria. Eccola là. Porca mignota, non ci credo. No, cosa posso fare, ragazzi? Non capisco il perché. Torres, Quadrado ha preso... Gol del Milan, Quadrado. Porca puttana. Ecco, si vede. Gol di Quadrado, un po' adesso il pan. Ora va bene. Gol della Sampdoria, Quadrado. Ma porca puttana. Veneziano, bellissimo passaggio di Veneziano. Veneziano, non ci credo, tiro non bellissimo. Esce Stefan El Shaarawy. Ciao Marco Ostuk. Ok, si vede adesso, mi dovete riavviare, ragazzi. Però stiamo perdendo 1-0. Gol di Quadrado. E comunque bellissimo lo striscione del Milan. Veneziano sei un avversario, ma presto ti aspettiamo nell'AC Milan di Milano. Speriamo di avere la possibilità di giocare al Milan qualche anno. Ciao Colli. Comunque dopo questa chiudiamo, visto che ci sono questi piccoli inconvenienti proprio col Milan, porca puttana. Vabbè, comunque vedete che si vede. Poli. Veneziano, sponda, niente da fare. Quadrado, Milan ha preso Quadrado, cazzo, il quadro, Torres. Purtroppo si perde.
Dai che voglio un gol contro la Big. Armero. E il Shaarawy sta giocando una partita strepitosa. Torres e il Nigno. Il Nigno! Mamma mia che mira. Beh ragazzi. Contro il Milan sapevamo che era dura. I campioni d'Italia del gioco. Veneziano, bellissima questa. Cercate di avviare ragazzi, non capisco qual è il problema. Domani FM vediamo a che ora ragazzi, vediamo, non sono ancora sicuro. Dai Fioi però. Ciao Davide Tondelli. Cosa fa Armero? Poli. Dai ragazzi, su Ferrero è abbastanza incazzato. Ciao Francy LOL, grande Francy LOL. Ciao Poleiman. E Shaarawy. Il piccolo Escia. Armero. Armerone. Poli. Quadrado ancora. Quadrado micidiale ragazzi. Ciao Alex T. Finisce il primo tempo. Samp 0, Milan 1 allo stadio Luigi Ferraris. Vediamo il WWE dal vivo appena ci sarà. Sistemerò l'aggiornamento qua del XSplit. Grazie per la bella live. Tecnobat. Quadrado. Non riusciamo a fare niente contro una big come il Milan veneziano. Sì, una big nel gioco chiaramente. No! Mamma mia. Poli, graziato qua. E Shaarawy, Escia per il Nigno, il Nigno, fa tutto il Nigno, go. Mamma mia che gol. Super gol del Nigno. Mamma mia che gol. E torna la crisi. Col Milan lo sapevamo. Che gol del Nignus però. Partita chiusa purtroppo. Quadrado, sarà un miracolo, ci vuole un miracolo per riaprirla. Con le big è così. Attenzione il Cume. Il Cume la passa molto bene. Ancora il Cume. Il Cume è lento però. Torres. Quadredo. Fuori. Dai, almeno un gol, cazzo. Veneziano ottima sponda, questa è veramente bella. Torres. Nigel De Jong. Coraggio ragazzi, non è facile, non tocco un pallone, è un po' duro. Ma dai, ma non è fallo. Non è fallo mai. Devo andare col messaggio. Ok. Dai ragazzi. E il Nigno, ancora Menez. È stato Menez, è entrato Menez. Dai, un golletto contro il Milan lo vorrei fare, non esulto, ma un gol contro il Milan. Riccardo Montalivo. Torres. Ciao Congo Gamer, siamo all'ultima partita ragazzi di questo live. Ci ha portato a 90 persone nel live, nuovo record nostro, grazie ragazzi. Attenzione, però questa è stata grandiosa come. Ma passala non così! Ma porca miseria. Entra Albertazzi, Milan si permette anche di fare turnover.
Ciao Mark, tutto gamer. Quadrado. Montolivo. Torres. Quadrado. Poli. E Veneziano ci prova ancora, De Jong è qua, però Veneziano fa una gran cosa. Il Come tira lentissimo, è lento però, è lentissimo Veneziano ancora, ancora un bolso. Ciao Matti Matto. Quadrado. Ciao The Amstyle. Amstyle è quello che ho salutato più di tutti, ragazzi. Montolivo. Alex. Uso il pad. E finisce qua, ragazzi. Perdiamo 2-0 malissimo. Torres. E Quadrado, i marcatori. Torres ha fatto un euro gol. Quadrado. Torres. E il Ninius per Montolivo. Riccardo. Menez. Ancora Torres. Madonna che Milan, ragazzi. Magari giocasse così. Quadrado. Che spoccio, che Milan, ragazzi. Ciao Cruz Colt. Ciao Cruz Colt. Finisce qua, ragazzi. Sampdoria perde 3-0 nella città di Sampdoria. Saluto l'adamico e tutti a fanculo. Niente, perso. Contro l'Inter voglio segnare, sì, cazzo. Raga, un saluto dal comandone veneziano, vado che devo che mangiare. La classifica dice di una Sampdoria sesta 12 punti, quindi non male. Il Napoli 9 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 0 gol subiti. Napoli mondiale, mamma mia. Non si perde sarà contro il Napoli, magari, se fosse così veramente sono cazzi. Non ci credo contro l'Inter, ragazzi, sarà nel prossimo video, però non la posso fare adesso, perché certi sono andati anche via. Prossimo video, ragazzi, c'è l'Inter. E contro l'Inter voglio segnare. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao! Ciao Tommaso De Martini, ciao Salvatore, ciao Antonio, ciao The Style, ciao Andrea Lazza, ciao Mr. Pagan, ciao Matt, ciao Leonardo, ciao Super Gamer, ciao Riccardo, ciao Ilner, ciao a tutti, la prossima partita contro l'Internazionale. Prossimo live penso Football Manager domani alle 20:30. Raga, un saluto da Ocumendo Venetian. Ciao, vaffanculo! Porca miseria, Bari, dovevo andare in Serie A!